Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalato, che forma e sa la nostra. Amiche, amici di Teletutto di Brescia in tavola, ben ritrovate. La scemenza di oggi, Federica che fa la gag perché vuol far vedere che è più alta, è salito su... Non sono sulla scala. 3 gradini di scala è salito. Mamma che lì È sul terzo. Mi sento bene, fa un po' per frecche in cima, però mi sento bene, che bello, è tutto diverso, vabbè. Solo per questi pochi minuti goditela. La polenta oggi, come si fa a parlare di ricette bresciane senza nominare la polenta con i chiodini trifolati, sempre preparata al ristorante Nuovo Inizio in Via Conicchio 45. Bontà. Raccontala un po', va. Allora, passiamo subito agli ingredienti. Opla, funghi chiodini ovviamente, farina di mais di storo, olio extravergine di oliva, ma stai fermo, dove fai burro? Adesso che ti refero al brochette. È il brochette. No, amore, so mio cosa è il brochette. Ma che bontà! Siamo di nuovo in piazza Vittorio in compagnia di 2 giovanotti. Siete maggiorenni? Ma sì, appena. Sì. Ok, ci siamo. Come ti chiami? Andrea? E? Roberta? Andrea e Roberta, bresciani? No, provincia di Modena. Ah, provincia di Modena. Che fate qui a Brescia? Abbiamo portato un gatto in una clinica veterinaria. Ok, vabbè, le cliniche veterinarie di Brescia sono rinomate evidentemente. Io sto parola in dialetto bresciano che non riesco a capire, Federica, mannaggia, è il brochelle, ma voi modenesi... Noi bacchet. Bacchette. Cos'è il bacchetto? Bacchet è il bacchetto. Ah, il bacchetto. Quindi, vabbè, è il bastoncino affusolato. Bravo, bravissimo. E da noi è brochelle, questo allora, brochelle. Che magari quando eravamo bimbi i nostri... no? Sì, anche Esatto. Le maestre. ai miei tempi, sì. Andrea, le maestre le prendeva. Anche tu. Sì. Oh, grazie assai, buona passeggiata, auguri per il gatto, in bocca al lupo. Grazie. In bocca al gatto, che si dice? Vai, allora, brochette. Stropo. Stropo. Finalmente hai capito. Cos'è sta stropa? No, allora andiamo Devo avanti. utilizzare anche con La stropa per picchiarti. vieni su, vieni su. Dai! Allora dobbiamo lavare accuratamente i nostri funghi chiodini e sbollentarli in acqua leggermente salata per una decina di minuti. Scoleremo i funghi mettendoli dove? In una Casseruola. padella antiaderente con un po' di olio extravergine di oliva e una noce di burro, un pizzico di polvere di dado e un po' di pedersem, prezzemolo. Cuoceremo tutto per circa mezz'oretta. Allungheremo un pochino con del brodo che avremo già preparato, con dell'acqua. Questo non è rilevante per la nostra ricetta. A parte prepareremo la nostra polenta con la nostra farina di mais di storo. E quando cotta la polenta serviremo tutto con funghi, chiodini e polenta, farina di mais di storo. Ah, ma tu lo sai che i chiodini per questa ricetta, se tu li vai a mangiare con la polenta al ristorante Nuovo Inizio, sono stati raccolti dai titolari del ristorante, capito? Sì. Proprio con le loro belle manine fanno sta cosa, sta ferma che casca tutto. Finito? Finito. Prossima volta ti presenti con un vestito diverso anziché ste pagliacciate. È bellissimo. Di boutique, È boutiques. Alla prossima, ciao! Non so com'è